Siamo con Giovanni Tagliapietra al termine di questo incontro per questa domenica 29 ottobre 2023, seconda fatica di Coppa Italia per la seconda squadra dell'Hockey Breganze, che si è imposta autorevolmente al confronto con il Montecchio Preccalcino. È un derby, ma sono tutti derby in questo girone, giusto Giovanni? Sì, esatto. La partita non è stata sicuramente semplice perché per noi appena saliti con poca esperienza tutte le partite sono da giocare fino in fondo, a dare il massimo e penso che anche oggi, come la scorsa volta, siamo riusciti a metterlo. Poi naturalmente certi aspetti dobbiamo ancora migliorarli, ne abbiamo parlato col mister e ci lavoreremo per migliorare ancora di più tutti. Per Giovanni Tagliapietra questo era un derby sentito, perché tu sei di Montecchio Preccalcino, no? Sì, esatto, ho fatto qualche anno a Montecchio dove anche lì sono cresciuto, poi sono venuto qua a Breganze dove mi hanno accolto bene, mi sono trovato subito bene, infatti ringrazio tutto l'ambiente di Breganze. E vogliamo magari ricordare il tuo maestro di allora. Sì, Giorgio Carraro che purtroppo oggi non c'è più. E che è sempre nei nostri cuori, no? Esatto, a me mi ha allenato per tanti anni e mi ha dato tanto, se sono qua e spero di dare ancora di più è grazie a lui. E anche questa categoria, se siamo qua, è grazie anche a lui, che ha fatto partite di Serie B l'anno scorso con noi, come anche te e Nestor, quindi anche a lui c'è tanto da dare. È un ottimo, è il giusto ricordo per una persona che ci manca sinceramente. La tua stagione sarà particolarmente impegnativa perché oltre al campionato di A2 c'è un campionato Under 19 e anche l'Under 23, no? Sì, già domani sera giochiamo contro il Trissino. Noi continuiamo a dare tutto, a impegnarci perché da quando sono venuto qua a Breganze vogliamo migliorare tutti e l'unico modo è allenarsi, giocare, provare, continuare a correre e divertirsi. Siete partiti col piede giusto, si tratta di proseguire così. Grazie Giovanni e buona domenica.